Sono nato per? Se eu não estou adorando, la mia esistenza non c'è significato. Perciò il senso della mia esistenza è adorare Dio. Eu sempre uso questo paragone. Se eu ce l'ho una macchina, eu devo usare la macchina per uscire di un posto e andare in un altro luogo, a un altro posto. Se eu ce l'ho un frigo, è per mettere le cose per essere conservato. Se io uso per l'altra finalità, non serve niente. La mia vita è per adorare Dio. Se la mia vita non está in adorazione a Dio, non serve a nulla. Perciò noi staremo oggi lavorando questo senso di che la mia vita è per adorare a Dio. O significato della mia esistenza è l'adorazione. Perciò tante volte eu passo in questo mondo, in questa terra qua, caminhando, pensando, mas se eu não inserisco l'adorazione, la mia esistenza non c'è significato. Perciò vediamo nel mondo tante persone tristi, deluse, tante le persone che arrivano a una certa età e non ho cresciuto niente, tante cose ho perso, perché hanno perso il senso della adorazione a Dio. Come è stato questo anno di adorazione? Hai adorato Dio? Hai manifestato la vera adorazione, la consacrazione al Signore? O la tua vita è stata da dimenticare quest'anno? Giovanni 4, 21 in poi. 21-26. Oggi dobbiamo usare tanto la Bibbia, ok? Se avete portato la Bibbia, complimenti. Se non avete portato, ok, pastore sempre inserisce il testo, non serve più la Bibbia. Ok, ma dopo avrete bisogno a casa perché dovete sottolineare e parlare con i vostri figli, perché i figli saranno giù. È una bella esperienza. Stefano, Alessio, è una bella esperienza, no? Genitori sono su, arrivano a casa, prendete cosa avete imparato nella scuola domenicale. Così i bambini insegneranno ai genitori, e i genitori dopo insegneranno i bambini. Non è bello questo? 3 persone sono d'accordo, che bello. Spero che quando finisca il culto tutti dicano amém, farò così con mio figlio. Così si cresce con il nostro figlio. Questo si chiama adorazione, sapete? Perché se eu estou insegnando mio figlio quello che ho imparato nella chiesa qua, starò adorando a Dio. E se estou ascoltando quello che i miei figli hanno imparato giù, che cosa sto facendo? Adorando Dio. Questa è adorazione. Un bel esercizio questo pomeriggio o questa sera, andate a casa, figlio, che cosa imparate? Adesso eu devo parlarti di quello che ho imparato. Va bene? Amém. Adesso è migliorato un po', speriamo che sia un amém sincero e con la verità. Giovanni 4, 21-26, Gesù le disse, Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quello che non conoscete. Noi adoriamo quello che... Só posso adorare Dio? Sì. Non conosciamo. Perché la salvezza viene dai giudei, ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. C'è un rumore qua che sta facendo. Cambiare qua, ok. E adoreranno il Padre in spirito e verità. Ottimo. Poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quello che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità. La donna le disse, io so che il Messia, che è il chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto ci annunzierà ogni cosa. Gesù le disse, sono io che ti parlo. Bello questo, no? Eu não so se questo sarà possibile, a Bibbia non mi chiarisce questo, ma un sogno che ce l'ho è quando arriverò in cielo, io vorrei vedere certe le situazioni che è successo qua nella storia. E una situazione è questa, guardare nel momento della storia quello che Gesù parlava con questa donna e tante le altre cose che Gesù ha fatto. Eu non so se sarà possibile rivedere le cose che già sono state successe, ma questa cena qua è stupenda. Matteo 6, 19-24. Non fatevi tesoro sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano, e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesoro
Fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non scassano né rubano, perché dove è il tuo tesoro? E questo versetto devo usare tantissimo oggi. Poiché dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo. Dove è la mia motivazione? Dove è la mia vita? Dove è la mia adorazione? La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno le tenebre? Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e o è Dio o è o soldi. Dove sta il mio tesoro? Dove sta il mio cuore? Preghiamo. Grazie, Padre. Che bella opportunità che tu ci dai. Ascoltare la tua parola. E questa è una ricchezza che non possiamo mai trascurare. E predicare, oh Padre, grazie. E il tuo Spirito Santo sia con noi. Perché è il tuo Santo Spirito che deve usare questo momento la nostra storia. È nel tuo Santo Spirito che preghiamo, Padre. Usa le nostre vite, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Una delle cose più difficili nella vita, sai qual è? Fare una autovalutazione. Pensare soltanto in noi stessi. E cominciare a identificare la nostra vita dentro di una autovalutazione nostra. Tante volte noi viviamo um momento di crisi, difficoltà, di perdita, di dolore, oppure di grande gioia, e abbiamo una grande difficoltà di inserire la mia partecipazione in quella storia. Prendiamo delle decisioni e tante volte noi non facciamo una autovalutazione. Valutare la nostra vita. Tu di solito fai questa valutazione o no? Questo periodo dell'anno è stupendo. Come sta oggi la mia vita? Che cosa io ho fatto che la mia vita sia così? Come sta la mia famiglia oggi? Come è arrivata la situazione della mia famiglia basata su quello che io ho fatto? Come sta il mio lavoro oggi? Come sta la mia situazione con la Chiesa? Ma tutto dipendendo da... Perché noi abbiamo una grande capacità di inserire la nostra difficoltà verso gli altri. La situazione oggi con le persone è difficile perché gli altri hanno fatto questo con me, perché gli altri hanno fatto questo. No, io devo fare una valutazione verso di me. Perciò la cosa più difficile che noi abbiamo tante volte è fare uno sguardo in noi stessi e vedere o quanto miserabili noi siamo, o quanto problematici noi siamo. Tante volte noi vediamo il problema degli altri, ma il problema sono io. È quella storia che eu sempre dico, se una persona mi dice una cosa di me, può darsi che c'è qualcosa contro di me. Se una seconda persona dice la seconda cosa su di me, la stessa cosa, eu comincio a ripensare. Se è una terza persona diversa che ha parlato la stessa situazione sulla mia persona, la cosa è seria. Così eu devo pensare molto in questo senso. Perciò eu devo vedere la mia vita in modo che io possa migliorare e anche migliorare le situazioni intorno a me. Io non sono il centro di questa storia. Perciò guardare a me stesso è cercare di vedere la gloria di Dio nella mia vita. È una grande esperienza che eu devo fare. Perciò che tanti problemi nella nostra mancanza di crescita spirituale, la mancanza di una vita con Dio, è una mancanza di valutazione della nostra vita. Io só posso crescere spiritualmente se eu comincio a fare una autoanalisi e percepire dove sta mancando questa la mia crescita. Perciò che la parola di Dio è stupenda, perché mi confronta. Una parola di Dio che non tocca nelle nostre ferite non funziona. Perciò la parola di Dio deve toccare la nostra ferita, deve provocare tanti dolori, ma di là che viene la guarigione. Se eu vorrei essere guarito, eu devo fare una autoanalisi, confrontare la mia vita con la parola di Dio e subire questo dolore. E tante volte noi vogliamo scappare di dolore. Senza dolore non c'è guarigione. È tramite il dolore. Perciò io devo inserire adesso il senso della parola di Dio nella mia vita e vedere dove comincia a venire il dolore che deve bruciare la mia vita. Perciò io devo vedere dove è il mio tesoro. É de lá que sarà il mio? Qual è il tuo grande tesoro? Teoricamente ou nella pratica?
Na teoria é estupendo. Gesù, Dio è il mio tesoro. Dove sono le mie priorità? Dove sono basate le mie decisioni? È di là che io comincio a inserire dov'è il mio tesoro. La vera adorazione è quando il vero tesouro è Gesù. Ma se Gesù non è il tesoro del mio cuore, non esiste l'adorazione perfetta. Perciò dove è la mia consacrazione verso mio Dio. Io vorrei oggi camminare un po' qua su qualche personaggio biblico, sulla storia di questi personaggi. La maggioranza dell'Antico Testamento, di personaggi che hanno manifestato dove era il loro tesoro. Primo personaggio, Marcelo ha parlato culto di Natale, no? Ti ricordi qual era il personaggio? Giuseppe. Leggiamo Genesi capitolo 45. È la mia esperienza di conversione, la mia esperienza di tesoro, la mia esperienza di priorità di vita. Giuseppe. Genesi 45, 5 a 8, dopo il versetto numero 15. Uma hora, Giuseppe stava parlando com chi qua? Com i suoi? Ricordate di questa storia? Suoi fratelli che amavano tanto Giuseppe. Tu ce l'hai qualche fratello che ti ama tanto che arriva al punto di venderti? Io ce l'ho, sto vendendo qua tre nipoti, ok? Se volete acquistare 3 nipoti, ci sono di là, sto vendendo, ok? È un bel prezzo. Loro non hanno capito niente, meno male. Ok? Ma tu ce l'hai qualche nipote che tu vuoi... fratello che tu vuoi vendere? O figlio, spero di no. Ma qual era a storia che hanno venduto Giuseppe? E arriva un momento della storia che Giuseppe manifesta un perdono. Ma ora voi non vi rattristate, né vi dispiace di avermi venduto, perché io fossi portato qui. Poiché quando stiamo adorando Dio, quando riusciamo a entrare nella capienza, nella presenza di Dio, io capisco che tutte le cose che stanno succedendo c'è la mano di non importa il male che gli uomini ti hanno fatto. Se la mia vita è nella mano di Dio, c'è sempre questo Dio. Poiché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Infatti sono 2 anni che la carestia è nel paese e ce ne saranno altri 5, durante i quali non ci sarà né raccolto né mietitura. Ma Dio mi ha mandato qui prima di voi, perché sia conservato di voi un residuo sulla terra e per salvare la vita a molti scampati. Non siete dunque voi che mi avete mandato qui, ma è Dio. Ele mi ha stabilito come padre del faraone, signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese di Egitto. Versetto numero 15. Che cosa fece Giuseppe con i suoi fratelli che lo hanno tradito? Qual è la prima parola? Puoi dare un bacio a quella persona che ti ha tradito quest'anno? È difficile. È proprio quella persona che tu hai pensato. E questo bacio qua è di adorazione. Questo bacio qua è di sincerità. Questo bacio qua è di perdono. Questo bacio qua baciò tutti i suoi fratelli. In che modo? Piangendo. Perché lui adorava Dio. Riconosceva che era Dio, Signore sovrano. Baciò pure tutti i suoi fratelli piangendo. Dopo questi suoi fratelli si misero a parlare con lui. Che bella storia, no? Ma è la storia di Giuseppe, no? Non è la mia storia, pastore, è diverso. La storia di Giuseppe è diversa, non è la nostra storia di adorazione. Se eu vorrei vivere questa adorazione come Dio, se nel mio cuore il tesoro è Dio, la esperienza di Giuseppe si diventa la mia esperienza. Ma pastore, è un bacio, è un perdono.
Era questa la storia di Giuseppe. È questa storia di questo uomo che ha detto prima: io non posso peccare contro Dio. Lui aveva una grande opportunità di stare con una donna di là e sbagliare, e avere un rapporto sessuale con quella donna, ma lui ha detto: io non posso peccare contro Dio, perché Dio è il mio tesoro. Il tesoro è Gesù. Adesso eu vado di là e do un bacio in quella persona, un bacio sincero. Adesso eu perdono quella persona. La mia adorazione a Dio in questo modo. È questo che Dio sta gridando e desiderando da me. Perché Dio sta dicendo: non sei stato voi. Giuseppe sta dicendo: non state voi a portarmi qua, ma è stato Dio. Perché se non fosse Dio, non esisteva neanche il popolo di Israele, perché la carestia sarebbe grande. Eravamo pochi. E Dio, per proteggere tutto il nostro popolo, mi ha mandato qua. Io sono stato adesso la seconda persona più grande, ho saputo gestire questa storia, ma perché Dio mi ha mandato qua. Perciò io posso baciarvi adesso, posso perdonarvi adesso, io posso stare con voi adesso. È questa la storia di Giuseppe, di un personaggio che amava Dio, che amava la persona di Dio, che temeva Dio, che manifestava una adorazione a Dio. Adorare non è solo qua di cantare e suonare, adorare non è solo pregare, adorare non è solo predicare, adorare è manifestare quello che Dio desidera. È come a Claudia ha detto, è fare la volontà di Dio, obbedire a Dio. È questa l'adorazione. Perciò se ho vissuto un anno di adorazione, io devo sapere, io ho vissuto un anno di grande difficoltà, di tradimento, delle situazioni difficili. Io ho vissuto un grande problema, perché Dio ha permesso qui, in modo che io potesse adorare a Dio, perdonando. Abbiamo parlato tantissime volte, eu só posso perdonar se eu subisco um problema difficile. Io só posso manifestare un'adorazione di perdono se io subisco una situazione molto dura nella mia vita. Perciò che Dio mi ha insegnato: Caio, ti ho permesso questo perché io vorrei che 2015 tu possa adorarmi perdonando, baciando, abbracciando, parlando, camminando assieme. A quelle persone che o mondo, l'insegnamento del mondo è dire: basta, allontana-ti. Ma nei miei insegnamenti è il contrario. Abbraccia. Un bacio. Dove è il tuo tesoro? Chi è che sta abitando nel tuo cuore? Se è Gesù, io adoro in questo modo. Perdono è la forte caratteristica di un figlio di Dio. È la grande caratteristica di un adoratore. Sono nato per perdonare. Sono nato per dare un bacio. Sono nato per abbracciare. È bello cantare. È bello predicare. È bello suonare. È bello pregare. È bello questo. Ma nel momento del bacio è quello che sto intendo. È quello che Dio vuole vedere. Dio sta usando le persone per sbagliare contro di noi, in modo che eu posso baciare queste persone e perdonare queste persone. Altrimenti noi non siamo cristiani. Possiamo usare qualsiasi altro timbro, ma o timbro di cristiano è quando io manifesto quello che Dio mi insegna. Perché Dio insegnò a Giuseppe questo. Giuseppe ha imparato e manifestou. Dio mi ha insegnato perdono. Adesso eu devo imparare e manifestare il perdono. Eu devo baciare. È questa la esperienza. Tu hai adorato in questo 2015? Adesso è calato un po', no? Adesso è calato un po'. È stato un anno di perdono? La tua adorazione era su questo? Abbiamo sofferto? Sì. Soffriremo? Sì. Io vi darò un'altra promessa. E quando tu perdoni in modo profondo, la prossima situazione sarà molto più difficile. Perché dobbiamo crescere ancora un po' di più. Perché dobbiamo crescere. Perciò dobbiamo salire questo gradino del bacio, dell'abbraccio, del perdono. Dobbiamo. È la sfida che Dio ti dà. Dove è il mio tesoro? Se c'è Gesù. Gesù è morto sulla croce per noi. È morto sulla croce per noi. E mi guardava con amore. E sono stato io a mettere Gesù su quella croce. Mi ha perdonato. È questo che ti insegna. Perciò la storia di Giuseppe è stupenda.
cambia. Era un cuore sincero. Era un cuore che era proprio davanti a Dio. Anche deve essere il mio cuore. Secondo personaggio venne Giosuè. Io vorrei lasciare Giosuè 24, 14 e 15. Buongiorno, tutto bene? Giosuè 24, 14 e 15. Che è sbagliato là sono stato io, 14 e 15, ok? Non è il 25, è il 15. Dunque temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Togliete via gli dei ai quali i vostri padri servirono di là del fiume in Egitto e servite il Signore. E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire. O gli dei che i vostri padri servirono di là del fiume, o gli dei degli Amorrei, nel paese dei quali abitate. Ma adesso che cosa finisce qua? Quanto a me e alla casa mia, la mia domanda adesso, dove è la tua famiglia? Come sta la tua famiglia? La mia adorazione è questa storia di Giosuè qua. Scegliete quello che volete fare, ma la mia vita e la mia famiglia staremo facendo che cosa? Servendo il Signore. Come sta l'adorazione a Dio con la tua famiglia questo anno? Come sta la tua famiglia? In questo anno la tua famiglia fu consacrata al Signore o la tua famiglia sta vivendo un periodo di Dio, Chiesa? Non mi serve. Esiste la consacrazione, l'adorazione della tua famiglia al Signore? Esiste quello senso, quello che abbiamo parlato all'inizio, con la battuta, ma è vero, di uscire di qua e insegnare ai vostri figli quello che avete imparato a casa, qua nella chiesa? E ascoltare dei vostri figli quello che loro hanno imparato di là. E tante volte noi pensiamo, i bambini imparano in questo livello e noi impariamo in questo livello. È lo stesso livello. Quello che loro stanno imparando di là diventerà molto profondo nel mio cuore, perché verrà di un bambino che c'è una purezza nel cuore. E loro stanno imparando la parola di Dio. E se loro stanno imparando la parola di Dio, io devo ascoltare quello che loro stanno imparando. E tu devi valutare adesso i tuoi figli stanno crescendo spiritualmente. La tua famiglia in adorazione, mio figlio, prima di dormire oggi, ti farà un resoconto anche del culto oggi, di quello che è stato predicato, di quello che ho vissuto oggi con Dio. È di là che è l'adorazione a Dio come famiglia. È di là che è la consacrazione. Altrimenti non sto adorando a Dio con la mia famiglia. Dov'è la tua famiglia oggi? Perché non sono qui? Se non sono qui c'è qualche problema? Ok, ritorna a casa. Venite qua, 15 minuti. Condivideremo adesso quello che ho imparato. È questa l'adorazione, è questa la consacrazione di famiglia. Quello che faranno gli altri è un problema loro, ma alla casa mia, io e la mia famiglia staremo adorando il Signore. Io e la mia famiglia serviremo il Signore. Io e la mia famiglia è adorazione al mio Signore. Io e la mia famiglia, la priorità è il mio Signore. Io e la mia famiglia è così. Perciò io ho deciso che la mia famiglia sarà consacrata al Signore, è in adorazione al Signore. Come che eu posso aspettare che la mia famiglia possa camminare nel Signore se io non ce l'ho questo tesoro nel mio cuore? È Gesù tesoro? Eu insegno alla mia famiglia. Se eu soldi o tesouro, io penso soltanto in soldi per la mia famiglia, ma dopo i miei figli dove saranno? Non lo so. Ma se Cristo è nel loro cuore, io so dove saranno i miei figli. Perciò la vera adorazione al mio Signore è quando la mia famiglia sta camminando in conoscenza del Signore. Quali sono i tuoi grandi desideri per la tua famiglia oggi? Per i tuoi figli, per la tua moglie, per il tuo marito? Quali sono i grandi desideri? Sia sincero. É que conosca veramente Cristo Gesù? É que stia servendo a Cristo Gesù? Que possa crescere veramente com Cristo Gesù? Eu já sono, come si dice, quasi stanco di fare questa domanda qua, ma non mi stancherò. State pregando com il tuo marito e com i tuoi figli ogni giorno? E se tu non fai questo, posso dirti, avete perso un anno di adorazione al Signore. Se Gesù è il mio tesoro, se Gesù è nel mio cuore,
La minha família, la minha priorità, eu estou inserindo questo mio tesouro nella minha família, que é a minha priorità. Não importa que coisa faranno gli altri, ma io e la mia casa serviremo il Signore. Io e la mia casa c'è l'adorazione. Nella mia casa c'è il momento della parola del Signore. Carissimi, questo non è un gioco di parole, questa è una trasformazione di vita. Perciò se la mia priorità è la mia famiglia, c'è la preghiera, c'è la parola, c'è la comunione, c'è l'adorazione, c'è quel momento che la mia famiglia sta assieme crescendo con il Signore. Fate questo esercizio questa domenica, questa sera. Prendete i vostri figli. Che cosa avete imparato? Mio figlio, io ho imparato questo. Fate questo. Tuoi figli faranno, papà, che cosa è successo? Non hai fatto così, così. Mamma, strano. Che cosa il pastore ti ha fatto? Mio figlio, io vorrei che io e la mia famiglia possiamo servire al Signore. Ascoltate. Io vorrei ascoltarti. È priorità. Perciò dove è il mio tesoro? È Cristo. Manifesta. Se è Cristo, non è teoria, deve essere pratica. L'adorazione ao nostro Dio è dentro di casa. E questa adorazione devo manifestare. La vera e profonda adorazione in questo mondo. Quanto costa avere 15 minuti con i figli? Quanto costa? Sarà prezioso per voi. Sarà prezioso per i vostri figli. E i vostri figli non dimenticheranno mai di questa storia. E dopo, quando voi sarete senza denti, parlando così, i vostri figli staranno insegnando ai loro figli: mio nonno faceva così, meu papà faceva così, il tuo nonno faceva così. E dopo i tuoi nipotini arriveranno: nonno, tu faceva così con mio papà? Io facevo con mio figlio, è molto bello. Fate questo. E se siete capaci di cantare, fate questo. Fate questo. Sarà una bella storia per i vostri figli. Amen? Come è stato il 2015? Próximo personaggio, Mosè. Deuteronômio 32, 45 e 47. Primo personaggio qual era? Qual era l'adorazione di Giuseppe? Perdono. Secondo personaggio si chiama? Qual era a sua adorazione? Famiglia. Terzo personaggio, Mosè. E come voi sapete, dopo Gesù, per me questo è il numero 2 questo. E c'è una caratteristica in Mosè che è una grande sfida per me. Deuteronômio 32, 45 e 47. E quando Mosè ebbe finito di Deuteronômio nell'Antigo Testamento, ok? È il quinto libro. E quando Mosè ebbe finito di pronunciare tutte queste parole davanti a tutti Israele, disse loro: prendete a cuore tutte le parole che oggi pronuncio solennemente davanti a voi. Le prescriverete ai vostri figli affinché abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge. Perché questa non è una parola senza valore per voi, anzi è la vostra. Questa non è una parola senza valore per voi, anzi è la vostra vita. Per questa parola prolungherete i vostri giorni nel paese del quale andate e prenderete possesso, passando il Giordano. Prolungherete i vostri giorni. Deuteronômio 34, 7, dopo 10 a 12. Mosè aveva 120 anni quando morì. La vista non gli si era indebolita, non usava occhiali, ok? Il vigore non gli era venuto meno. Poteva salire il Monte Sinai con la bicicletta senza nessun problema. Non c'è mai visto, non c'è mai più stato in Israele un profeta simile a Mosè, con il quale il Signore abbia trattato faccia a faccia. Nessuno è stato simile a lui in tutti quei segni e miracoli che Dio lo mandò a fare nel paese d'Egitto contro Faraone, contro tutti i suoi servi e contro tutto il suo paese. Né simile a lui in quegli atti potenti, in tutte quelle grandi cose tremende che Mosè fece davanti agli occhi di tutto Israele.
Olha a grande característica de Mosè. Rapporto direto com Dio, personale com Dio, intimità com Dio. Parlava con Dio, intimità con Dio. L'adorazione è questo. Se Dio è il mio tesoro è questo. L'altra grande caratteristica di Mosè, parola di vita, non una parola di morte. Seguiva questa parola. Qual è l'altra caratteristica di Mosè? Umiltà. Quell'uomo che era nel palazzo, va dopo a prendere cura delle pecore del suo suocero, rimane 40 anni nel deserto, dopo Dio lo chiama, lui comincia a litigare con Dio, accetta questa chiamata e non abbandona. Hai sofferto tanto, 40 anni in un deserto, conducendo un popolo che era ribelle. Ma Mosè non abbandona il suo chiamato. La vera adorazione è quando ce l'ho un chiamato e io lo mantengo fino alla fine. Io arrivo a 120 anni anche con la forza negli occhi e fisicamente, ma io non abbandono quello che Dio mi ha chiamato a fare. E questa è l'adorazione. L'adorazione, Dio mi chiama, io lo faccio, non importa. E Mosè ha sofferto di difficoltà in questo periodo? Tanti tradimenti, tante le difficoltà, tanti problemi, tante le persone che lo hanno abbandonato. Anche la sua própria famiglia non voleva togliere da quel posto. Ma Mosè aveva intimità con il Signore. E questa intimità con Dio è che lo manteneva una persona salda. Perciò una caratteristica di un'adorazione è che quando io sono chiamato a fare una cosa, io mantengo questa parola e vado fino alla fine. E questa è l'adorazione. Perché il mio tesoro non sono le persone. Non sono le persone che motivano il mio abbandono. È Dio la mia ragione, la mia esistenza. E quando il mio tesoro è Dio, io guardo a Lui e la mia motivazione è Lui. Perciò la mia motivazione è Cristo Gesù sulla croce. Perciò che la caratteristica di Mosè è la perseveranza. Io só posso essere perseverante quando existe qualche área contro di me. Qualche difficoltà contro di me, e è di là che io sono perseverante. Non importa, la difficoltà è cresciuta, continuo. La difficoltà è più grande, continuo. La difficoltà si diventa adesso enorme, mio Dio è più grande, io vado. Perciò che Mosè finisce questa storia bene, e insegnando il suo successore bene. E questa è la storia di Mosè. Un personaggio che non importava quello che stava subendo, continuava perché era una persona determinata. Aveva una chiamata divina e va fino alla fine. Dio ti ha chiamato a qualcosa? A niente? Dio ti ha chiamato a qualcosa? Va fino alla fine. Va fino alla fine. E sappi che ci saranno tante difficoltà. Va fino alla fine. Perché tu vedrai la gloria del Signore quando tu starai facendo questo fino alla fine. Ci saranno tanti gli altri che non voleranno camminare con te, ma va fino alla fine, perché Dio ti ha chiamato. E se Dio ti ha chiamato, basta. Non sono gli uomini che ti hanno chiamato, è stato Dio. E va fino alla fine. Perciò l'adorazione di Mosè era questa. Io non posso abbandonare questa sfida che Dio mi ha dato. Perciò che Mosè è un esempio per noi di camminare e adorare o nostro Dio fino alla fine. Dove il mio tesoro è Gesù, eu estou seguindo. Se o meu tesouro sono io stesso, e miei ideali, i miei pensieri, la mia volontà, io abbandono. Perciò aqui é meu tesouro, come tu hai detto, è Gesù. Posso vedere? Mosè è un grande esempio. Finisce e conduce il popolo. Nonostante che lui non riesce a entrare nella terra promessa. In quella chiacchierata con Dio, lui riesce a dire, Dio, ma posso vedere? Va, vedi il monte. Vedi dal monte la terra, ma tu non entrerai, perché anche tu hai sbagliato. Giuseppe è sbagliato, Giosuè è sbagliato, Mosè è sbagliato, tutti noi sbagliamo, ma loro ti lasciano delle tracce delle storie stupende. Perciò la storia di Mosè è la storia di perseveranza che non desiste, perché aveva una chiamata che lui riconosceva che veniva da Dio. Primo personaggio, caratteristica,
Secondo personaggio? Seconda caratteristica? Famiglia. Terzo personaggio? Caratteristica? Perseveranza nella intimità con il nostro Signore. Ok? Sono 45 personaggi, stiamo arrivando al numero 4. E Signore, ti ringraziamo per il pane quotidiano. Davide. Sto controllando, c'è un orologio davanti a me, non preoccupatevi. Davide. Secondo Samuele 12, 7-13. Ora, allora, Natan disse a Davide, tu sei quell'uomo. Così dice il Signore, il Dio di Israele. Io ti ho unto re di Israele, ti ho liberato dalle mani di Saul. Ti ho dato la casa dei tuoi signori, io ho messo nelle tue braccia le donne del tuo Signore. Ti ho dato la casa di Israele e di Giuda. E se questo era troppo poco, vi avrei aggiunto anche dell'altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi. Ai suoi occhi? Tu hai fatto uccidere Uria, l'Ittita. Hai preso per te sua moglie e hai ucciso lui con la spada dei figli di Amon. Ora dunque la spada non si allontanerà mai dalla tua casa perché tu hai disprezzato. Hai preso per te la moglie di Uria l'Ittita. Così dice il Signore, ecco io farò venire addosso a te delle sciagure all'interno della tua stessa casa. Prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per dargli a un altro, che si unirà a loro alla luce di questi soli. Poiché tu lo hai fatto in segreto, ma io lo farò questo davanti a tutto Israele in faccia al sole. Allora Davide disse a Natan, che cosa disse? Ho peccato contro il Signore. Natan rispose a Davide, il Signore ha perdonato il tuo peccato, tu non morrai. Che cosa possiamo imparare di Davide? Non i suoi peccati. Il pastore Sandro ha lavorato le storie di Davide in modo stupendo 2 settimane fa qua, anche degli altri sbagli di Davide. Ma questa storia qua, che cosa ci insegna Davide? L'uomo secondo il cuore di Dio. Riconoscere i suoi propri peccati. Tu hai vissuto un anno di adorazione a Dio dove tu hai detto, io ho peccato, io ho sbagliato. Tutti noi abbiamo peccato nel 2015. Tutti noi abbiamo sbagliato, ma il senso dell'adorazione è riconoscere davanti a Dio e anche davanti agli uomini i nostri peccati. Io devo affrontare questo, avere l'umiltà di dire, questo uomo sono io, punto. Io non comincio a giustificare i miei sbagli. Io riconosco che questo uomo che ha sbagliato sono stato io e io merito tutte le conseguenze. Sono io che ho peccato. Io vorrei ricominciare. Io vorrei da capo. Perché questo uomo qua che sono io sta ricevendo la grazia e la misericordia di Dio. Perciò la caratteristica di un'adorazione è quando noi arriviamo davanti a Dio e diciamo, io ho sbagliato, sono stato io Dio. E la mia adorazione adesso è confessare il mio peccato con nome. Qual è la storia? Perdona per tutti i miei peccati. Non è così. Perdona i miei peccati che è stato questo. E che io non possa sentire più il desiderio di commettere gli stessi peccati che io ho commesso, perché adesso io mi pento e mi ravvedo, esiste un malessere dentro di me, io mi abbandono questo peccato. Questo uomo sono io. Perciò la caratteristica di un'adorazione, la caratteristica di Davide in questo momento è un personaggio che riconosce i suoi peccati e abbandona questa strada di peccato. Abbandona questo. Questo uomo sono io. E perciò che lui ci lascia dopo 2 salmi stupendi sulla confessione dei suoi peccati. E noi dobbiamo rileggere questo salmo per capire il senso della nostra adorazione quando confessiamo i nostri peccati. È stato un anno di adorazione a Dio confessando i tuoi peccati con nome? È stato un anno dove tu hai guardato negli occhi delle persone, dove tu hai sbagliato con quelle persone e hai detto perdona per quello che io ho fatto contro di te? È stato un anno che tu hai fatto questo? Io ho sbagliato. Questo uomo sono io. Questo è adorazione a Dio. Io non comincio a coprire i miei peccati. Io non comincio a allontanarmi nel senso di non affrontare quella responsabilità dei miei peccati. Io affronto. Io riconosco. Io abbandono. Perciò Davide ci insegna questo senso di adorazione. Perché se nel mio cuore c'è questo tesoro che è la santità di Dio, io confesso. E la esperienza di Davide è un'adorazione per noi. Primo personaggio,
Caratteristica? Secondo? Caratteristica? Terzo? Caratteristica? Quarto? Caratteristica? Confessar e riconoscere o pecado. Brave! Você hoje na escola? Qual hoje? Você facendo um pouco de escola bíblica qual hoje, Alessia? Penúltimo personagem. Pastor, estamos finendo, estamos. Andiamo a Abraamo. E qua eu devo falar um pouco com genitore adesso, ok? Abraamo. Genesi 22, 1 e 2. Dopo queste cose Dio mise alla prova Abraamo e gli disse: Abraamo, e gli rispose: eccomi. E Dio disse: prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami Isacco, e va nel paese di Moriah e offrilo là in olocausto sopra un dei monti che ti darò. Avete capito? Abraamo rispose: figlio mio, Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto. Interessante che questo monte Moriah dov'è? Abbiamo studiato qualche giorno fa? È lo stesso monte dove Gesù è stato crocifisso. Abraamo rispose: figlio mio, Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto. E proseguirono tutti e due assieme. Giunsero al luogo che Dio gli aveva detto. Abraamo costruì l'altare e vi accomodò a lenha, legò Isacco suo figlio e lo mise sull'altare sopra la lenha. Abraamo stese la mano e lo prese il coltello per scanare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abraamo, Abraamo, e gli rispose: eccomi. E l'angelo non stendette la mano contro il ragazzo a non fargli male. Ora so che tu temi Dio, poiché non ti ha rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. Ebrei 11, 17 e 19. Per fede Abraamo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Ele che aveva ricevuto la promessa offrì suo unigenito. Abraamo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti, e riebbe Isacco come per una specie di risurrezione. Qual è la consacrazione qua? Qual è l'adorazione? La fede, ma c'è la storia. È la mia consacrazione, la mia adorazione con mio figlio. Qual è la priorità che tu hai dato a tuo figlio quest'anno? Qual è il tesoro che era nel tuo cuore questo anno verso tuo figlio? Qual è l'adorazione che tu hai fatto con tuo figlio questo anno? Sto parlando adesso di genitori. La esperienza di fede, perché tutti sono stati di fede. Ma qua è quello che hai motivato tuo figlio all'adorazione a Dio. E a Dio è stata la priorità per i tuoi figli. Tu stai insegnando ai tuoi figli dove sono le priorità di vita? O tu stai trascurando o senso che la priorità dei tuoi figli è Dio? Che cosa fece Abraamo? Mio figlio consacrato al Signore. E Dio mi ha chiamato anche per fare quello con mio figlio, ma Dio è la mia motivazione. E lui aspettava la risurrezione di Isacco. Isacco era obbediente. Isacco não era um ragazzino piccolo, já era grandinho. Era obbediente a suo papà. Era obbediente a suo papà. E non è stata una storia semplice per Abramo. Papà, dove è l'agnello? Sei tu, mio figlio. Papà, che cosa stai facendo con me? Sto consacrando a te, o Signore. E oggi i genitori stanno perdendo questo senso di consacrare i figli al Signore. Di offrire a Dio i figli. Mio figlio, la priorità tua è Dio. Oggi nós stiamo perdendo o senso di una chiamata pastorale, una chiamata ministeriale, perché i genitori oggi stanno sognando i figli con un loro tesoro. Meu filho deve diventare così, così, così. E stiamo perdendo o senso di consacrare il nostro figlio a Dio. Che mio figlio possa essere un giorno essere un pastore, essere un missionário. Mas nós stiamo pensando nel tesoro che è nel mio cuore. E o meu filho será um grande médico. E será um grande não so che cosa. E será um quello grande. E stiamo perdendo di consacrare il nostro figlio a Dio. Io ti porto, mio figlio, a Dio. Perché è di là che è il mio tesoro. Perciò la mia adorazione è insegnare ai miei figli che cosa significa adorare a Dio, di consacrare mio figlio a Dio.
E io ti consacro, meu filho. Tu sei davanti a Dio e Dio farà con te quello che Lui vuole, non quello che io voglio. Perché io vorrei vederti così, così. Ma no. Se o mio tesouro è Cristo, è Gesù, o mio figlio è consacrato a Gesù, al mio Dio. Oggi nós stiamo con questi pensieri del mondo e noi non possiamo permettere che entri nella nostra casa, nella nostra famiglia. Consacrare il figlio a Dio. Perciò aquela esperienza di Abraamo adesso non era un'esperienza semplice. Non era. Ma lui sapeva che o valore più grande no tesouro del suo cuore è Dio. È consacrare, adorare a Dio. Perciò la mia adorazione con i miei figli quest'anno qual era? Qual è stata l'adorazione che tu hai fatto con tuo figlio quest'anno? Qual è stata la priorità con i tuoi figli quest'anno? È di qua che viene la vera adorazione. È di qua che c'è la vera adorazione, quando c'è nel cuore Dio. E finiamo qua. Luca 2, 16-18. Matteo 2, 11. Stiamo parlando qua dei pastori e dei magi. Andaram in fretta e trovarono Maria, Giuseppe, Elia e bambini adagiato nella mangiatoia. E che cosa succede com i pastori? I pastori tornaram indietro, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano dito e visto, come era stato loro annunziato. Matteo 2,11. Entrate nella casa, adesso parlando dei magi, videro il bambino con Maria, sua madre, prostrati-se, lo adorarono. E aperti loro tesori, lhe offrirono dei doni, ouro, incenso e mirra. E qua parliamo di offerta. Che cosa è adorazione? Offrire è offerta. Come è stato il 2015 per te in offerta al nostro Signore? Io consacravo le offerte al Signore? Oh, Dio non merita la mia adorazione in consacrazione di offerta. Perciò il senso di adorare è consacrare al Signore quello che Dio mi dà. Non è soltanto famiglia e figli che abbiamo visto prima, ma anche tutto quello che io ricevo, io sto consacrando al Signore. Il tuo lavoro è consacrazione al Signore. La tua storia è consacrazione al Signore. Quello che Dio ti dà è consacrazione al Signore. E io devo consacrare al Signore. Che cosa hanno fatto i magi? Hanno portato doni. Che cosa io faccio quando adoro il Signore? Io porto dei doni al mio Signore. Io devo portare dei regali al mio Signore. Io devo donare. Io devo essere una persona completamente libera per offrire. Noi tante volte a Dio noi non vogliamo offrire niente perché pensiamo a noi stessi. Dove è il mio tesoro? Dove sta il mio cuore? Dove sta il mio tesoro? È di là il mio cuore. E la vera adorazione è quello che c'è dentro del mio cuore. Abbiamo visto qua 7 personaggi. Primo, la esperienza. Secondo, esperienza. Terzo, esperienza. Quarta, esperienza. Perdono. Quinto, esperienza. E figli. Sexto e sétimo, assieme. E magi. La esperienza, consacrazione dei beni. Possiamo aggiungere tanti altri personaggi qua, come ho detto, 45, possiamo aggiungere anche di più, che hanno vissuto l'esperienza di adorazione al nostro Signore. Se io sono nato per adorare, la mia vera adorazione è quello che c'è nel mio cuore, e se è Dio, è un'adorazione sincera e vera. Come è stato il 2015? Già finito. Come sarà il 2016? Molto collegata a come era il 2015. Ma se c'è un profondo ravvedimento, io posso rifare tutto questo. Preghiamo. Sono nato per adorare, sono nato per glorificare. Dove sta il mio tesoro? Dove sta il mio cuore? Priorità.
E io manifesto la mia priorità basato su quello che c'è nel mio cuore. Io divento pubblica la mia priorità, se nel mio cuore esiste veramente quello che Dio desidera, che è Lui stesso. Nosso Padre, tante volte parliamo, diciamo qualcosa, ma nella sincerità dell'adorazione non esiste. La nostra sfida, Padre, è la sincerità. Io ti ringrazio, Padre, perché tu ti hai lasciato tanti personaggi come esempio per noi. Ti ringrazio, Padre, perché Giuseppe mi insegna o perdono profundo. Ti ringrazio perché Giosuè ha deciso di che la sua famiglia stava per adorare Dio, adorarti. Ti ringrazio perché Mosè, non importa le circostanze, aveva una perseveranza, perché la priorità era te, Padre. Ti ringrazio Davide, nonostante un uomo come noi ha sbagliato, ha peccato, ma diceva, questo uomo sono io ho sbagliato contro Dio. Ti ringrazio per Abramo, Padre, che consacra il suo figlio e la priorità è inserire nel cuore del suo figlio che è Dio. Ti ringrazio per questi pastori semplici, per i magi, stranieri al popolo di Israele, che loro hanno adorato, hanno glorificato il tuo nome e hanno portato dei regali. Ti ringrazio, Padre, perché sono tanti gli altri esempi che tu ti hai lasciato di manifestare la vera adorazione a te. Io ti ringrazio perché sono esempi di vita per me e per tutti noi. E se noi stiamo dicendo che vogliamo adorarti, possiamo essere coerenti, oh Padre, e camminare in questo modo. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém, Chiesa. Cantiamo.